Siamo alla scuola Marullo di Porto Empedocle, siamo con la docente Alessandra Lamarca per una interessante iniziativa didattica che lei stesso ci spiegherà. Siamo venuti dall'Università di Palermo, io insegno Scienza della Formazione Primaria con 3 delle studentesse che si laureeranno tra un mese, proprio in un progetto invitate dall'insegnante, dal dirigente di questa scuola, per poter mettere in pratica un'attività che le ragazze hanno già fatto durante il tirocinio direttamente qui a scuola. Bene, conosciamo le insegnanti che stamattina hanno dato il loro aiuto, hanno un po' indirizzato gli alunni della scuola Marullo. Questa secondo me è un'importantissima iniziativa in quanto ci permette di sperimentare un po' nel campo dell'insegnamento. A breve noi prenderemo la laurea tra un mese e quindi ci permette proprio di metterci proprio alla prova, di sperimentare le nostre capacità e le nostre competenze, quindi un'iniziativa davvero significativa. Intanto la teoria è fondamentale per poter attuare la pratica e noi nella nostra facoltà abbiamo la possibilità di farlo per 4 anni del nostro tirocinio. Inoltre oggi abbiamo avuto la possibilità di viverlo proprio in prima persona come future maestre prossimamente, fra un mese, tra un po'. Ci ha permesso anche di poter praticare cose studiate solo sui libri e metterle in pratica nella quotidianità. Quali sono state le difficoltà, se ce ne sono state, o le cose belle che avete anche tratto da questa esperienza? Le difficoltà per lo più sono spesso di tipo organizzativo, ma poi per il resto si tratta sempre di attività meravigliose che noi amiamo svolgere, quindi sono più i pro che i contro dello svolgimento di queste attività a scuola. Bene, per concludere. Allora, io sono insegnante Nicoletta Sapia, responsabile del presso Marullo dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello, con a guida la nostra dirigente professoressa Ernesta Musca, che ci ha aiutate ad organizzare questo evento, perché la loro presenza ha sicuramente arricchito la nostra formazione, il nostro bagaglio anche culturale e didattico. Siamo felici di averle ospitate che stanno lavorando insieme a noi facendo questa bellissima attività. Pensate di fare? Innovativa sicuramente. Pensate di iniziare qualche altra attività in questo senso? Sì, sicuramente a settembre con la professoressa Lamarca già abbiamo parlato di organizzarci ancora meglio.